It. Fondi bloccati, nomine rimandate, lavori fermi, la caduta del governo Conte avrà conseguenze pesantissime per Venezia, Mestre e Marghera, la denuncia del deputato Nicola Pellicani. Crisi di governo e autonomia bloccate, il governatore del Veneto Luca Zaia rilancia e assicura andare avanti subito per un governo stabile, dopo le elezioni chiudiamo la partita. Parla l'avvocato del giovane cui sarebbe stato negato l'accesso ad un locale di Sottomarina per il colore della pelle, la nostra è una battaglia di principio dice, ma in Italia manca una legislazione ad hoc. In manetto un uomo di Campalto accusato di spaccio, dalla casa in cui scontava gli arresti domiciliari nell'appartamento è stato trovato più di 1 chilo di droga. Un'intelligenza artificiale in grado di tradurre e trascrivere automaticamente 36 lingue e dialetti diversi è lo strumento tecnologico che arriverà alla polizia locale di Venezia. Residenti e titolari di seconde case firmano una petizione protocollata in comune a San Michele al Tagliamento per opporsi al progetto di dedicare ai cani una porzione di spiaggia di Bibione. La Biennale ha reso noto il calendario delle proiezioni che giorno dopo giorno comporranno il programma della kermesse cinematografica, tante le star in arrivo al Lido. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi: fondi bloccati, nomine rimandate, lavori fermi, la caduta del governo Conte avrà conseguenze pesantissime per Venezia, Mestre e Marghera. La denuncia arriva dal deputato Nicola Pellicani. Se è vero che caduto un governo se ne fa un altro, è anche vero che la fine prematura di una legislatura produce anche a livello locale una serie di conseguenze che la maggioranza dei cittadini probabilmente ignora. Forse è un tema che non appassiona quanto altri, ma la crisi del governo Conte e il conseguente ritorno alle urne in autunno blocca di fatto tra Venezia, Mestre e Marghera una serie di questioni urgenti che vengono rimandate a data da destinarsi, a partire dallo stanziamento di quei 265 milioni di euro previsti dalla legge speciale per Venezia, il cui stanziamento risale addirittura all'epoca del centrosinistra. Queste risorse sono ferme perché per la prima volta un governo non ha mai convocato il comitatone, che è il luogo dove si ripartiscono le risorse, e non ha fatto quel decreto promesso e scritto nero su bianco sul decreto sblocca cantieri, che però non è ancora arrivato. Si fermano anche i lavori di marginamento di Porto Marghera e non solo. Erano stati fatti 39 chilometri e mezzo, mancavano 3 chilometri e mezzo per concludere l'opera, che mancano ancora. Ferma l'area, il terminal di container dell'area Montesindia del porto, 85 ettari, bloccati al CIPE una trentina mi pare di miliardi per il primo stralcio. Con la caduta del governo si allontana anche la fine di una vicenda dibattutissima persino a livello mondiale, il passaggio delle grandi navi in laguna. Di fronte anche appunto alla fuga di Toninelli e del governo, la città deve rispondere all'emergenza e quindi penso che i parlamentari, il comune, la regione, l'autorità portuale, la capitale di porto si siedano attorno a un tavolo e adottino delle misure provvisorie ma immediate. All'orizzonte c'era poi anche la nomina del commissario che avrebbe garantito il termine dei lavori del Mose, per la quale però manca il decreto. Siamo al 94-95% degli interventi già eseguiti, per concludere questo 5% non si riesce ad andare avanti. Questo governo di incompetenti ha messo in ginocchio il Paese e l'Italia, scappando di fronte alla scadenza della legge di bilancio, che di fronte abbiamo una clausola dell'IVA dei 23 miliardi per quest'anno e che saranno 50 miliardi in due anni. È scappata, ha messo in ginocchio il Paese e ha lasciato Venezia abbandonata a se stessa. Crisi di governo e autonomia congelate, il governatore del Veneto Zaia rilancia andare avanti subito per un governo stabile, rassicura dopo le elezioni, chiudiamo la partita dai sindacati, intanto l'allarme per una manovra economica ancora in ballo. 657 giorni, il counter dell'autonomia mancata corre e non si ferma, né sembra destinato a bloccarsi a breve. Vede la voce crisi di governo. Intanto a Roma si spacca il fronte tra chi vuole andare a votare subito e chi prende tempo, in attesa della conferenza dei capigruppo di lunedì sul tema mozione di sfiducia al Premier Conte. Salvini attacca il Movimento 5 Stelle paventando l'inciuccio con il PD per non andare alle urne e i pentastellati lo definiscono un giullare.
Il divorzio è completato, ma sul futuro, dal Veneto, il governatore Luca Zaia non ha dubbi. Si chiuda questa esperienza, la si chiuda subito e si vada subito a votare. Questa è l'unica cosa che serve ai cittadini, avere un governo forte, eletto, che esca dalle urne e che presenti un programma che sia utile a uscire dalla crisi, ma anche a fare le molte cose che vogliamo fare. Perché spiega, dopo le elezioni con il nuovo governo la Lega punterà subito a chiudere la partita dell'autonomia. 3 mesi in più dopo tanti giorni buttati via per colpa dei 5 Stelle non sono nulla, spiega. State tranquilli, non si riparte dalla prima elementare ma dal master. Con il nuovo governo saremo pronti per chiudere subito la partita. Io sarò come un nido di vespe per tutti. Mentre gli stessi 5 Stelle nel mirino ribadiscono la vera ragione della caduta del governo sta nel non voler votare il taglio dei parlamentari. Intanto però non c'è solo l'autonomia a restare congelata dalla crisi di governo, le grandi navi e il loro futuro, il Mose, il supercommissario e quella manovra che spaventa le imprese e i sindacati. Quando si disdice un contratto, perché siamo di fronte a un contratto che è saltato, non va mai bene. L'esperienza ci insegna che quando tu invece di rispettare il contratto lo stracci, quelli che dovrebbero avere un beneficio dall'applicazione del contratto avranno una situazione negativa e in questo caso i redditi da lavoro dipendente e da pensione sono quelli che subiranno di più le negatività che avremo di fronte nei prossimi mesi. Se scatta l'IVA non è che poi puoi dare la colpa all'Europa e tu fai il gioco sul fatto che sei sulla cresta dell'onda e pensi di avere un ritorno in termini di sondaggi. Un paese non ha bisogno di essere governato in base ai sondaggi, ha bisogno di essere governato con responsabilità, che è quella che manca, anche perché si rischia di rompere la coesione sociale. Continua a far discutere la chiusura del Caio Blanco, il locale di Sottomarina chiuso per 15 giorni dalla questura per episodi di violenza e di razzismo. Oggi parla l'avvocato del giovane di colore che ha denunciato un episodio di discriminazione per il colore della pelle. Scusi, ma perché non posso entrare? Sai, qua gli africani questa sera in questo locale non entrano. Tant'è che il cliente è quasi scoppiato a ridere perché pensava fosse uno scherzo, ovviamente la classica battuta, magari fuori luogo, però una battuta fatta dal buttafuori, tant'è che anche gli altri amici che erano lì con lui sono scoppiati a ridere pensando fosse una presa in giro. Il racconto incredulo di un ragazzo che mai avrebbe pensato di trovarsi in una situazione del genere rivive nelle parole di Barnaba Busatto, praticante avvocato abilitato al patrocinio che ha raccolto la denuncia di Pietro Braga, fresco maggiorenne adottato 10 anni fa da una famiglia di Adria e di quella che al Caio Blanco di Sottomarina doveva essere una serata di divertimento. La sua carta d'identità non l'hanno proprio neanche guardata, loro non hanno neanche verificato se lui era maggiorenne. Perché quando lui ha esibito la carta d'identità, il buttafuori l'ha rifiutata, cioè non ha neanche voluto vederla, ha detto a me non interessa vedere la tua carta d'identità, tu qua non entri. Con un tono anche abbastanza deciso e minaccioso, il buttafuori gli ha intimato di non avanzare perché non era persona gradita all'interno del locale, perché appunto gli africani non potevano entrare. La questura ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni anche per alcuni episodi di violenza. Il gestore del Caio Blanco nega di aver mai dato disposizioni del genere al proprio personale, peraltro formato anche da cittadini africani. Ma la vicenda avrà un seguito in tribunale, anche e soprattutto, spiega il legale, per una questione di principio. Non è reato di per sé lasciare fuori una persona per motivi razziali, perché appunto non esiste in Italia in questo momento, c'è un vuoto normativo a mio parere per quanto riguarda condotte di questo tipo, quindi costituisce semplicemente una circostanza aggravante che eventualmente si può aggrappare ad un reato base. Noi infatti poi il giorno successivo abbiamo formalizzato una denuncia querela che vede come ipotesi di reato violenza privata. Continuiamo con la cronaca. In manette un uomo di Campalto accusato di spaccio dalla casa in cui scontava gli arresti domiciliari. Nell'appartamento è stato trovato più di 1 chilo di droga. Obbligato a rimanere a casa dopo una condanna agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, aveva messo in piedi una florida attività di spaccio per asporto direttamente dal proprio appartamento, dal quale dopo una visita a sorpresa delle forze dell'ordine è spuntato quasi 1 chilo di droga. I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un 39enne residente a Campalto. Durante la perquisizione domiciliare condotta in collaborazione con l'unità cinofila della polizia locale della città metropolitana
metropolitana di Venezia sono stati trovati 400 grammi di marijuana e 500 di hashish, rinvenuti assieme al materiale necessario al confezionamento delle dosi e soprattutto a 4.000 euro in contanti, che secondo i carabinieri per un disoccupato non trovano alcuna giustificazione se non quella di una redditizia attività di spaccio. La perquisizione domiciliare era avvenuta a seguito del sospetto via vai di giovani attorno alla casa dell'arrestato notato dai carabinieri. Alcuni di questi giovani erano anche stati riconosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti. La presenza di tanti turisti in questo caldo mese di agosto ha certamente reso più movimentate le serate delle località balneari di Caorle e Bibione, ben 3 gli arresti dei carabinieri nelle ultime ore. Serata movimentata per le forze dell'ordine, quella appena trascorsa nelle località balneari di Caorle e Bibione. A Caorle ben 2 arrestati, un 47enne della zona incappato in un controllo stradale e trovato in possesso di 100 grammi di eroina che verosimilmente sarebbero stati smerciati nel fine settimana e finito ai domiciliari. In camera di sicurezza della stazione di Caorle invece un bulgaro di 22 anni che dopo aver rubato una borsa con 2 cellulari e denaro ad una turista rumena ha aggredito i carabinieri che erano riusciti a fermarlo poco dopo il furto. A Bibione poi le forze dell'ordine, chiamate da alcuni esercenti del centro, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino del Mali di 27 anni che in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcolici disturbava i passanti. Alla vista dei militari l'uomo è andato in escandescenze aggredendo la pattuglia che cercava di calmarlo e è stato immobilizzato e tratto in arresto. Un viaggiatore dell'Europa orientale è stato fermato all'aeroporto Marco Polo di Venezia con più di 100 stecche di sigarette nelle valigie. Sono 101 le stecche di sigarette contenute nei bagagli da stiva arrivati all'aeroporto Marco Polo di Tessera assieme ad un viaggiatore proveniente dall'Est Europa. Le hanno scoperte i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia in collaborazione con la Guardia di Finanza. Viaggiare con 10.000 pacchetti di sigarette in valigia è obiettivamente troppo anche per il fumatore più incallito, tanto da rientrare nell'attività di contrasto ai traffici illeciti delle forze dell'ordine. Il tabacco lavorato estero, che alla prova della bilancia ha superato i 20.000 grammi di peso, è stato sequestrato per contrabbando assieme ad una notizia di reato partita dall'aeroporto Marco Polo, destinazione Procura della Repubblica di Venezia. Un incidente stradale avvenuto in mattinata a Musile di Piave ha coinvolto 2 automobili e un mezzo della TVO con 4 persone, nessun ferito tra i presenti nel bus. Le conducenti delle automobili assieme ad un'anziana passeggera sono state invece accompagnate al pronto soccorso di San Donà di Piave, pare solo per contusioni ed accertamenti. La dinamica dell'incidente al vaglio della pattuglia dei vigili intervenuti sul posto. Dal 7 agosto è diventato operativo il cambio della guardia tra i camigliani che lasciano l'isola dopo 91 anni e le suore Mantellate Serve di Maria che gestiranno l'ospedale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Dal 7 agosto il cambio della guardia per la gestione dell'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia è diventato ufficiale. Per un importo vicino ai 24 milioni di euro, la Fondazione San Camillo dei Padri Camigliani ha ceduto la proprietà immobiliare dell'ospedale e casa di riposo. Soddisfatti i sindacati. Si è chiusa finalmente dopo 2 anni una lunghissima transizione con la definizione di una nuova proprietà sia per il San Camillo che per lo Stella Maris. Noi chiediamo come sindacato garanzie per tutti i lavoratori, certezza occupazionale e investimenti nelle strutture. Dopo oltre 2 anni, dunque, di rinvii, la trattativa ha avuto una svolta repentina nel cuore dell'estate. I camigliani lasciano l'isola dopo 91 anni di apprezzato servizio nella sanità e nel territorio, dove sono arrivati per la prima volta nel 1928. I nuovi proprietari hanno affidato la gestione dell'ospedale a Villa Salus con le suore, già riferimento per l'ospedale del Terraio, mentre la cooperativa Codes si è aggiudicata la gestione della casa di riposo Stella Maris. 2 strutture importanti che offrono qualità alla cittadinanza, non solo veneziana, che devono vedere nuovo protagonismo attraverso nuovi investimenti. Per questo noi non vogliamo solo una garanzia occupazionale, ma un piano certo di rilancio delle strutture che da troppi mesi hanno pagato l'incertezza in cui sono state lasciate. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche la conferma del rinnovo per i prossimi 2 anni dell'IRCS,
la classificazione di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico specializzato nella neuroriabilitazione. Un riconoscimento a livello nazionale del Ministero della Salute. Un'intelligenza artificiale in grado di tradurre e trascrivere automaticamente 36 lingue e dialetti diversi è lo strumento tecnologico di cui si potrà valere la Polizia Locale di Venezia. I problemi a districarsi nella fitta babele linguistica che da anni contraddistingue sempre più la vita a Venezia sta per avere i giorni contati, perlomeno per quanto riguarda determinate attività della polizia locale. La Giunta Comunale ha infatti approvato una delibera di adesione della città ad un progetto europeo per l'implementazione di tecnologie avanzate basate sull'intelligenza artificiale. In particolare la Polizia Locale di Venezia potrà presto utilizzare un software per il riconoscimento vocale automatico e la traduzione con trascrizione automatica immediata di 36 tra lingue e dialetti. Il nostro utilizzo è quello in caso di fermo o di arresto o anche solo di ricezione di una denuncia. Questo riesce è un software di riconoscimento vocale, sostanzialmente recepisce quello che uno dice, lo trascrive e poi anche lo traduce. Una nuova tecnologia moderna e sofisticatissima, capace di abbattere in tempo reale gli steccati linguistici che contraddistinguono la quotidianità di una città dalla forte vocazione internazionale e che porrà il corpo di polizia locale all'avanguardia a livello nazionale, pronto a diventare un vero modello da esportare nelle altre città italiane. Il partner di questo progetto è la Polizia Locale di Venezia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto, con cui collaboriamo ormai da alcuni anni sul falso documentare, in quanto il laboratorio del falso documentare della Polizia Locale di Venezia è una delle strutture d'élite in Italia. I nostri esperti insegnano all'Interpol, all'agenzia Frontex della comunità e cose del genere, e collaboriamo anche con l'amministrazione penitenziaria. 224 tra residenti e titolari di seconde case hanno firmato una petizione protocollata in comune a San Michele del Tagliamento per opporsi al progetto di dedicare ai cani una porzione di spiaggia di Bibbione, località che fu peraltro tra le primissime a creare nel 2007 la spiaggia di Pluto riservata ai cani e ai loro padroni. La protesta è scattata nei giorni scorsi non appena alcuni tecnici si sono presentati per effettuare le prime misurazioni. Niente contro i cani, hanno spiegato i firmatari della petizione, ma questa zona è storicamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie e non è adatta ad ospitarli. Ben venga la raccolta di firme, ha commentato il sindaco Pasqualino Codognotto, perché ci permette di aprire un dibattito sulla questione. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio. Pioggia di milioni per il restauro dell'ex Casinò. L'intervento partirà subito dopo la chiusura della mostra internazionale d'arte cinematografica e prevederà un restauro completo dell'edificio con un impegno di 13 milioni di euro. Diventerà un grande spazio congressuale e per la mostra del cinema. È stata aggiudicata la gara per il restauro dell'ex Casinò al Lido di Venezia. Al via la riqualificazione funzionale del palazzo, che verrà adeguato alle nuove funzioni congressuali. Lo stabile, risalente agli anni 30 del Novecento, è stato utilizzato fino agli anni 90 come sede estiva del Casinò di Venezia. Attualmente viene aperto per l'attività congressuale solo in alcuni periodi dell'anno e durante la mostra internazionale d'arte cinematografica. Il presidente della municipalità del Lido Palestrina, Danny Carella, commenta così la notizia dell'avvio dei lavori. I lavori al Palazzo del Cinema rappresentano un tassello fondamentale per il rilancio di tutta la mostra. È importante che questi lavori possano iniziare quanto prima e terminare anche quanto prima. Gli importi sono più che sostanziosi e lasciano ben sperare per il futuro anche di un rilancio connesso a tutto il territorio. Sul piatto 13 milioni di euro, 10 dei quali erogati grazie al bando periferie del governo Gentiloni ed altri 3 messi a disposizione dal Comune di Venezia.
Verrà creata anche una sala cinematografica in più con 600 posti e ci sarà pure il ristorante panoramico. È altresì importante che al di là del rilancio dei 10 giorni della mostra, anche tutto il territorio circostante, lidense e veneziano, possa beneficiare di quello che è a tutti gli effetti l'elemento fondamentale della mostra ormai fin dalla sua nascita, per cui mi auguro che possano effettivamente essere una fonte di benessere per tutta la comunità. Obiettivo principale dei lavori l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e il miglioramento dell'agibilità. Dal lato impiantistico gli interventi saranno mirati invece al conseguimento di un notevole risparmio energetico e di diminuzione delle manutenzioni necessarie, andando ad intervenire anche con l'ottica di preservare la bellezza degli interni dello stabile. L'edificio è infatti vincolato, pertanto tutti i lavori dovranno essere eseguiti rispettando i canoni di non invasività degli interventi. La Biennale ha reso noto il calendario delle proiezioni che giorno dopo giorno comporranno il programma della Kermesse cinematografica, tante le star in arrivo al Lido. Una mostra che parte subito forte e si conclude con il botto. La Biennale, presieduta da Paolo Baratta, ha reso noto nel pomeriggio il calendario ufficiale giornaliero delle proiezioni che dal 28 agosto al 7 settembre prossimi animerà il Lido con la 76esima edizione della Kermesse cinematografica. Il direttore Alberto Barbera è riuscito nell'impresa di portare in laguna ben una decina di premi Oscar. La mostra di quest'anno ci mostra invece un film, ci mostra un insieme di film incredibilmente impegnati sulla vita e sul nostro presente, sulla vita individuale, sulle donne, sul rapporto madre-figli, padre e figli, marito e moglie, su questioni riguardanti la nostra società, sui conflitti che caratterizzano la nostra società. È oserei dire un festival di film molto impegnati. Il secondo giorno, giovedì 29, ci sarà la premiazione del Leone d'Oro alla carriera al regista spagnolo Pedro Almodóvar. Venerdì 30 l'arrivo sul red carpet di Roman Polanski, sabato 31 quello di Robert De Niro e domenica 1 settembre Meryl Streep, poi via via tutti gli altri. Queste le parole del presidente della Biennale Paolo Baratta. Un festival che perfettamente merita il titolo di mostra d'arte cinematografica. Vi sono poi generi diversi nei quali si riconoscono delle qualità che fanno sì che certi film di genere, anche commedia o altro, possano entrare nell'ambito delle sezioni e quindi anche del concorso. Ma complessivamente un festival di grande spessore. Ed è tutto da Venezia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana in rinforzo, bel tempo e caldo in aumento e il picco sarà proprio domenica. Vediamo dove si patirà di più la calura. Sul Veneto la giornata festiva sarà all'insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno ovunque e con precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature in costante aumento con sensazione di afa, minime tra 20 e 25 gradi, massime piuttosto calde comprese invece tra 31 e 36 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno o al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime tra 23 e 25 gradi, massime comprese invece tra 31 e 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo per tutta la giornata, il cielo infatti sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime saranno comprese tra 21 e 22 gradi, le massime si attesteranno invece intorno ai 35 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.